PFAS, nome in codice dell'ultima battaglia sanitaria. In attesa che scocchi il 2018, l'anno delle autonomie, è braccio di ferro con il governo sulla plasmaferesi, bloccata quando il ministro Lorenzin, dopo essere stata informata e dopo aver finanziato il progetto, ha criticato impropriamente modi e metodi. Ora la Regione Veneto ha chiesto chiarimenti al governo e per il ripristino della cura aspetta che il ministro ci risponderà, che fino a questo momento non ci ha risposto. Ha mandato i NAS, ma non sappiamo qual è la sua posizione. Capito? Il ministro ha mandato i NAS, ma non ha ancora spiegato quale sia la sua posizione, dato che critica quella della sanità veneta, che però, piccolo particolare, è supportata dai direttori dei centri trasfusionali, dal comitato di bioetica ed è confortata dai numeri, che dicono che dopo 4 trattamenti con questa procedura poco invasiva, conosciuta, economica e di grande efficacia, è stato cancellato il 40% dei PFAS nel sangue dei 77 casi già trattati. Insomma, a questo punto il governo risponda. Qual è la sua alternativa? Sicuramente ha tolto una speranza. Intanto la Miteni oggi ha diramato un comunicato in cui dichiara che i suoi fanghi non contengono PFAS e non vengono nemmeno più inviati alle discariche, ma bruciati. Insomma, l'azienda sostiene, dati alla mano, che i suoi sistemi di filtraggio funzionano. Quindi, se ci sono perfluoroalchilici nei fanghi, significa che qualcun altro li utilizza nei propri processi di lavorazione. Le falde però ormai sono state messe in sicurezza dalla Regione Veneto, che negli acquedotti ha raggiunto l'obiettivo PFAS 0, ma c'è di più, le indagini epidemiologiche saranno estese oltre la zona rossa. Anche fuori Vicentino, anche nel Veronese e nel Padovano.